Grazie al metodo Meccheva, un estratto del veleno delle api, il dottor Vincenzo Castelli, originario di Grotte, riesce a curare malattie e disturbi come le lesioni muscolari, tendiniti, lombosciatalgia, nevralgia del trigemino, tunnel carpale. Nel settore calcistico il dottore Castelli è molto richiesto grazie al suo metodo. Sono tante le squadre infatti di Serie A che lo chiamano per curare i loro giocatori e farli tornare in campo in tempi brevi, a testimoniarlo anche le tante maglie di calciatori che nel suo studio fanno bella mostra e attestazione del lavoro e dei risultati che lo stesso Castelli riesce a raggiungere. Il dottor Castelli è stato per anni un grande amico del seguace il dottor Piero Macedonio, scomparso da qualche anno. Insieme a lui hanno creduto al metodo Meccheva e ora ne continua l'opera. Intanto vorrei sottolineare che il Meccheva appunto è un acronimo che sta a indicare M, il mio maestro, il dottor Pietro Macedonio. Ci sono io, il dottor Castelli, che ha continuato la terapia e che negli anni ha anche modificato la concentrazione, e Eva l'estratto del veleno delle api, anche se mi piace sempre parlare di estratto del veleno delle api solo perché l'intuito del mio maestro è stato quello che l'ape comunque ha dei benefici e che comunque all'interno del veleno dell'ape c'era qualche sostanza che portava al beneficio del nostro corpo. Ma di ape, voglio sottolineare, di ape non c'è nulla. Non è che si uccidono le api, non è che si vanno a prendere le api e farsi pungere, anche se ci sono dei metodi di apiterapia. Qui invece si utilizza solamente l'istamina, quindi possiamo dire appunto Meccheva è una terapia che utilizza istamina, che è una sostanza che tutti noi medici conosciamo. Negli anni si è visto appunto il beneficio non solo clinicamente ma anche a livello strumentale, vuol dire che soprattutto nei giocatori dove appunto si evidenzia una riduzione dell'80% dei tempi di guarigione, si è visto appunto mediante risonanze prima e dopo, risonanze voglio sottolineare effettuate da colleghi radiologi, i quali certificavano prima appunto la lesione, la presenza della lesione, e successivamente certificavano la guarigione della lesione. Negli anni siamo partiti appunto 2-3 anni fa circa qui in provincia con le terze categorie, promozioni. Pian piano la terapia ha avuto un successo, andando anche a coinvolgere e avere il rispetto delle categorie professionistiche di Lega Pro, di Serie B e anche di qualche giocatore di Serie A. Vediamo che nel suo studio sulle pareti ci sono diverse maglie di giocatori importanti che hanno voluto dare il loro riconoscimento, diciamo, ringraziandoli per averli curati. Un fattore importante questo, no? Per le squadre. Anche ultimamente so che è stato sotto le feste di Pasqua presso una squadra di Serie A che per motivi insomma etici, diciamo, di privacy. No, non lo diciamo. Sì, quello sì, perché ogni volta i giocatori che pian piano si ha il passaparola, increduli, dopo aver provato la terapia e avendo i risultati, hanno solamente dato tanta gratitudine alla terapia e anche professionalmente ma anche umanamente si instaura un bel rapporto, tant'è che c'è l'omaggio di queste magliettine che è più un ricordo e un'affezione che ho dopo averli curati. Senti, c'è effettivamente una cura per la lombosciatalgia, la cervicalgia, tendiniti, insomma effettivamente sì. Per i più scettici c'è un benessere di questo tipo di iniezioni? Sì, oltre alla terapia che è applicata nel campo sportivo, viene applicata anche, diciamo, alle patologie delle rachide, cervico-brachialgia, lombosciatalgie, patologie dei tendini, dei nervi, con ottimi successi che, ripeto, vengono evidenziati sia dal punto di vista clinico, ovvero è il paziente che entra con un dolore e poi al fine del trattamento ha il benessere, ma anche le indagini strumentali confermano comunque una variazione delle loro condizioni patologiche, e questo comunque ha portato diciamo dopo tanti anni all'affermarsi di questa terapia medica, ripeto, la terapia medica che utilizza istamina solamente.
Ecco, lei brevemente ha citato il dottor Piero Macedonio, una persona che sicuramente tutti ricordiamo positivamente ad Agrigento come figura medica, ma anche come un appassionato politico. Ecco, lei ne ha seguito un po' le tracce. Sì, Piero Macedonio è stato per me un grande maestro che mi ha appunto avviato alla conoscenza della terapia, all'insegnamento della terapia, e insieme a me, ahimè, ultimamente, prima della sua morte, ha avuto anche le prove scientifiche di questa terapia, con la variazione della concentrazione sua iniziale. Poi in questi anni ho avuto anche l'onore di avere dei personaggi accanto a me, colleghi come il dottor Pietro Curella, che mi ha affiancato in questo percorso, personaggi come del calibro dello sport nazionale come Diego Ficarra, un grandissimo procuratore, il quale con le sue vecchie amicizie di Serie A, Serie B ha dato anche un grosso impatto alla terapia e una grossa pubblicità alla terapia. E poi non per ultimo c'è il mio avvocato, l'avvocato Antonio Maita, che mi sta seguendo legalmente per questo percorso e questa avventura un po' particolare. E poi ringrazio anche tutti i giocatori dalla terza categoria alla Serie A che hanno avuto la fiducia nei miei confronti, professionale e umana.